celebrazioni. L'anno prossimo sarà un anno decisamente impegnativo, la Regione è impegnata dal punto di vista finanziario con ingenti risorse per le celebrazioni ma anche per le iniziative culturali di riconoscimento di quello che è stato il grande miracolo del modello Friuli e della ricostruzione, con la valorizzazione delle testimonianze anche per trasmettere ai nostri giovani il valore di questo grande movimento che c'è stato nel momento dell'emergenza, della grande rinascita del Friuli agli occhi del mondo, ancora oggi invidiato. Decisi i primi eventi per la commemorazione del sisma del 1976 che sconvolse il Friuli con il cinquantennale che ricorrerà il prossimo anno. Ieri sera a Venzone, nel cuore della tragedia che colpì la regione, gli assessori Zilli e Riccardi hanno partecipato alla riunione collegiale dell'Associazione Comuni Terremotati per rinforzare quell'asse tra istituzioni e cittadini che fu il motore da cui ripartire dopo il dramma di 49 anni fa. Incontrare i sindaci dei comuni terremotati è sicuramente un passaggio importante che il comitato istituito con norma ha stabilito. La Regione ha già avanzato degli stanziamenti importanti, la sistemazione delle lagoi pantanali, alcuni eventi principali che riguarderanno il tema della regione resiliente, il tema del rapporto anche della solidarietà internazionale, il modello Friuli con la presenza e le testimonianze delle persone che ancora sono in vita, il grande ruolo del volontariato e anche una esercitazione importante che dovrà riguardare non soltanto la protezione civile di questa regione ma dell'intero paese, ma anche le protezioni civili che sono arrivate da altri paesi. Quindi queste sono le direzioni dentro le quali noi pensiamo di sviluppare queste celebrazioni.